Martedì 27 febbraio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Corriere delle Alpi. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina dell'edizione di oggi, di martedì 27 febbraio. La prima notizia riguarda la sanità bellunese. Dal Ben proroga olimpica, le nomine dei direttori generali nel segno della continuità. Il manager dell'ospedale di Padova resta anche alla guida dell'USL numero 1, conferma fino a maggio ma con prospettiva sul 2026. Seguo personalmente il Codivilla. Giuseppe Dal Ben rimarrà alla guida dell'USL Dolomiti in un giro di nomine che ha visto solo conferme, molte le sfide da affrontare a Belluno. In ottica olimpica, quella che ha segnato la decisione regionale, c'è il cantiere dell'ospedale di Cortina che Dal Ben segue settimanalmente. L'altra grossa partita è quella di trovare medici per gli ospedali e per il territorio. L'approfondimento di Tosato, Scigliano e Dallanese lo troveremo da pagina 10 a pagina 12. E sempre in merito a Cortina, nuovo albergo nell'area di Pezzier, Etica Club avrà 70 camere, Cortina investimento svizzero, l'approfondimento di Menardi a pagina 28. Notizia che interessa anche il mondo degli immigranti bellunesi, aeree, multe più salate a chi non si iscrive, comuni controllori, l'approfondimento di Marcella Corrà a pagina 18. Ancora da Cortina, scuola Zardini alla provincia, maggiori spazi per le superiori, l'approfondimento di De Rosa a pagina 30. Nelle cronache, Belluno, 7 denunciati, escort in nero, la finanza le sequestra 3,4 milioni. Una casa a Cortina, 2 ad Asolo, perfino una chiesetta nella proprietà di Cappella Maggiore. Escort d'alto bordo reinvestiva in immobili i proventi dell'attività. Totalmente esentasse. L'approfondimento di Contento a pagina 17. Ancora da Cortina, il sindaco imputato, processo bis, il ministero vuole escludere i Catturani, partito il processo bis per la morte di Carla Catturani sotto la frana di Alverà, il ministero chiede di escludere la famiglia, l'amarezza della sorella Vittoria, chiesti dalle parti civili 550.000 euro di danni, l'approfondimento di Sosso a pagina 29. E una notizia di carattere interregionale, reportage dal confine, la rabbia degli autotrasportatori per il dosaggio imposto dall'Austria, i camionisti bloccati per ore al Brennero, una follia, la coda di camion fermi al Brennero dopo aver superato il dosaggio imposto dall'Austria. La diocesi pensa ad anziani, malati e disabili, comunioni a domicilio con 150 laici, l'approfondimento di Dalmassa, pagina 20. Per quanto riguarda Confindustria, Bonomi, valichi e crisi di Suez possono pesare sulla crescita. Questa è la dichiarazione del presidente di Confindustria Nazionale, Carlo Bonomi. Ma andiamo immediatamente a pagina 10 e 11 con le notizie riferite al territorio bellunese, in questo caso la sanità del Veneto. DG Zaia conferma tutti, a Belluno resta Dal Ben, Bonavina torna allo IOV. Per i manager solo movimenti fra Rovigo, Vicenza, Verona e l'Istituto Oncologico, il presidente grato per l'opera svolta nella pandemia e sulle liste di attesa. Diamo uno sguardo appunto al curricula del direttore Giuseppe Dal Ben, azienda ospedale Università di Padova e USL di Belluno, in passato ha diretto l'USL 19 di Adria, l'USL 12 veneziana, l'USL 3 Serenissima fino al 2020, poi l'azienda di Padova. E a proposito di Belluno, il mandato ad Dal Ben ha targato Olimpiadi, occhi sul Codivilla, lavoriamo sodo. Conferma sino a maggio, ma con prospettiva sul 2026. Il mio obiettivo è trovare medici per ospedali e territorio. Questa è la dichiarazione del DG Dal Ben a Paola Dallanese. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, siamo a pagina 17, fatto di cronaca, Escort non dichiara 3,8 milioni di incassi, soldi riciclati in immobili, scattano i sigilli, la proprietà intestate ai familiari, verifiche partite da Cortina, 7 indagati tra riciclaggio e favoreggiamento, l'articolo a firma di Cristina Contento, una casa a Cortina, 2 ad Asolo, perfino una chiesetta nella proprietà di Cappella Maggiore, Escort d'alto bordo era dedicata a reinvestire in immobili i proventi dell'attività, totalmente esentasse. In 7 anni, dal 2016, la finanza ha contato qualcosa come 3,8 milioni di euro introitati, tutto scoperto dopo la compravendita di un appartamento a Cortina. L'operazione Fenice della Guardia di Finanza di Belluno, coordinata con la Procura di Treviso, PM Valmassoi, ha portato a 7 denunce e al sequestro di immobili in mezzo Veneto per 3,4 milioni di euro. La finanza ha ricostruito la mappa di immobili acquistati e rivenduti tra Cortina, Padova, Treviso e Venezia in un'indagine durata 1 anno e mezzo ma che risale al 2016. 7, come detto, le persone denunciate, controllata anche la ditta individuale. Nella mappa della proprietà anche una chiesetta nella Marca, gli investimenti a largo raggio ricostruiti dagli investigatori bellunesi.
Siamo a pagina 18, la denuncia aeree, multe più alte a chi non si iscrive, comuni costretti a fare accertamenti. Il sindaco Camillo De Pellegrin contro le nuove disposizioni, chi risiede all'estero rischia fino a 1.000 euro di multa all'anno. Non bastano le centinaia e anche migliaia di pratiche per avere la cittadinanza italiana presentate da oriundi di quarta o quinta generazione che arrivano dal Brasile, non basta il normale lavoro di anagrafe che viene affrontato dal dipendente comunale, servirebbero più assunzioni ma c'è il blocco. Ora ci si mette anche la sollecitazione che arriva dal governo, inserita nella legge di bilancio, di fare più accertamenti per scovare chi vive all'estero ma non è iscritto all'AIRE e su chi ricade, tutta questa burocrazia nuova e vecchia, sempre sui comuni, che hanno poco tempo e altrettanti pochi strumenti per mettersi a fare gli investigatori. L'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, istituita nel 1988, è un'iscrizione obbligatoria per chi vive e lavora stabilmente all'estero e ha lì il centro dei propri affetti e degli interessi economici. Dopo un anno di residenza fuori dai confini nazionali, occorre iscriversi all'AIRE. Si viene tolti dagli elenchi dei residenti del proprio comune e inseriti in un elenco a parte. Ci sono conseguenze ovviamente, prima di tutto si perde l'assistenza sanitaria e il medico di base in Italia, la casa in paese diventa seconda casa con gli obblighi economici che questo comporta, IMU, imposte e varie tariffe. Inoltre, non appena si entra nell'AIRE, si entra anche in una lista di sorvegliati speciali per il fisco che monitora la situazione per 10 anni per vedere se realmente si è espatriati. Il rapporto è il punto di osservazione dell'ABM, 58.000 bellunesi registrati come residenti all'estero, in realtà sono molti di più. Quanti sono i bellunesi residenti all'estero in modo stabile? Sono quelli iscritti all'AIRE, si conosce il numero, ma l'ultimo dato ufficiale è un pochino datato, 1 gennaio del 2023. Sono i numeri diffusi di recente dalla Fondazione Migrantes del rapporto sugli italiani nel mondo, che li raccoglie e li elabora nel corso dell'anno e che sono stati illustrati nell'ultimo numero di bellunesi nel mondo da Simone Tormene. Dunque gli iscritti all'AIRE sono 58.000, un dato in crescita anno dopo anno se si pensa che nel 2017 erano 51.000. Siamo a pagina 19, la manifestazione La burocrazia annienta le imprese, agricoltori bellunesi in sit-in a Bruxelles. E ancora politiche comunitarie, Confagricoltura va dal prefetto, è necessario un cambio di rotta. Passiamo a pagina 20, comunione a domicilio, notizia che riguarda la chiesa locale per anziani e disabili con l'aiuto di 150 laici. Domenica il via libera a 109 ministri straordinari, Monsignor Marangoni, il vescovo della diocesi di Belluno-Feltre, la chiesa di Dio non ha porte chiuse. Una ragazza da tempo porta l'Eucaristia al padre ammalato autorizzata dal vescovo. Scuola, lezioni di legalità per gli studenti delle superiori, bullismo, educazione finanziaria e violenza di genere, carabinieri, finanza e polizia entrano negli istituti per promuovere il rispetto. Siamo a pagina 21, montagna e sicurezza, il pericolo valanghe sale al grado 4, sciate in pista, no sci alpinismo. La nuova precipitazione porterà neve bagnata su un manto consolidato, c'è il rischio scivolamento. I distacchi possono interessare anche siti di solito non esposti, fate attenzione. Continuiamo con pagina 23, Feltre, il progetto, lotta agli allagamenti a Farra, riparte il piano per la frazione. 6 anni fa la prima parte dei lavori, ora si aggiorna il progetto del secondo stralcio, previsti un fosso di guardia e un bacino di laminazione in via Bonsempiante. E sempre da Feltre, ruba offerte in Duomo, incastrato dal video e portato in tribunale. Attorno alle 22.30, sempre a Feltre, un lupo in viale Farra sulla rampa di un garage. Un lupo in viale Farra alle porte del centro di Feltre, a trovarselo davanti mentre il predatore saliva tranquillamente dalla rampa di un garage è stato un residente che domenica sera, attorno alle 22.30, stava rincasando con la sua automobile. Siamo a Pedavena con pagina 24, nuoto per i ragazzi delle scuole, onda blu sprona i comuni, Paganini e le amministrazioni aiutino gli istituti a sostenere i costi del trasporto, i 2 impianti hanno totalizzato 100.000 presenze durante lo scorso anno. Viabilità statale Valsugana, completata la posa delle reti paramassi, notizia che interessa il comune di Arsè, e ancora da Pedavena 5 neolaureati presentano le loro tesi sul canale del comune. Siamo a pagina 25, ancora notizie dal Feltrino, Sovramonte, rottamazione delle licenze dalla torre su tutte le furie, allarme del sindaco in consiglio, chiudono il bar a Servo e l'alimentare a Sorriva, legge iniqua, noi cerchiamo di aiutare le attività e lo Stato le fa dismettere. Lamone, entrate da riscuotere, la Corte dei Conti invita a fare meglio. E ancora, continuiamo con la Valbelluna, siamo a pagina 26, Valle del Mis, Vigne mette in fila le priorità, luci nelle gallerie e semafori sulla strada provinciale 2, notizia riferita al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che fa il punto alla vigilia della nuova stagione, promossa la gestione ISO-IPSE per i cadini del Brenton.
Ancora da Borgo Valbelluna, strade di Lentiaia al buio per 3 sere di fila, Deola abbiamo risolto. Questa è la dichiarazione dell'assessore del comune di Borgo Valbelluna. Falcade, il San Pellegrino non si arrende, riproveremo ad avere gare, sci femminile annullato, il direttore della schiarea vede il bicchiere mezzo pieno, dispiace per la Coppa del Mondo, ma la neve ci consentirà di finire alla grande la stagione. Tambre, lavori di pubblica utilità, un progetto per persone inoccupate e svantaggiate. Ancora Esamponare in festa i 102 anni dell'evento celebrati a Socher. Gli immigranti di Ponte sono tornati a riunirsi, il termine deriva dalla parola tedesca ferrovia. Cortina, il progetto per l'area di Peziè, le Olimpiadi traino per la ricettività, un nuovo albergo vicino al Miramonti, l'investimento di una società svizzera, Etica Club Cortina, avrà 70 camere, centro benessere e sarà a 4 o 5 stelle. Sempre da Cortina, fatto di cronaca giudiziaria, morì sotto la frana, partito il processo bis, il Ministero chiede di escludere la famiglia, imputati l'ex sindaco Ghedina, il vice Alverà e Stefani di Veneto Strade. Le parti civili chiedono 550.000 euro di danni. Oggi l'ultimo saluto a Cisco, a Pieve anni fa suo padre gestì lo storico Pazza Idea, il male l'ha vinto a 46 anni, i funerali alle 15. Ancora da Cortina, pagina 30, più spazi per le scuole superiori, la provincia prende Lazzardini. A Auronzo, notizia di spalle, il comune rilancia i servizi alle famiglie, torna il micro nido. Dalla rubrica Cultura e Società, la voce di vedova, dalla registrazione delle sue lezioni nell'80, un libro diventa eccezionale, documento. E dalla rubrica Giorno e Notte, fatti culturali che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 32, domani al Teatro Buzzati, Ale e Franza tornano a Belluno, tante risate con Comincium, la rassegna di Scoppio Spettacoli firma il terzo sold out in appena 5 giorni, il duo comico milanese propone 3 lunghi sketch sui facili moralismi. Società Dante Alighieri, Mellini recita la commedia, domani protagonista Ugolino della Gherardesca. E ancora sabato a Longarone, l'ossessione della bellezza con la Fontana conta. L'appuntamento alle 20.45 al Centro Culturale di Longarone. Sport, pallavolo Serie A3, Belluno, l'obiettivo diventa il secondo posto, da re adesso siamo una squadra. I playoff matematici regalano la tranquillità all'ambiente, domani trasferta a Bologna, c'è da valutare l'infortunio di Gonzales. Atletica, campionati Italia Master, bellunesi tricolori ad Ancona, oro a Boldrin, Stremiz e Roldo. Per quanto riguarda la corsa campestre, il modesto team debutta bene nel regionale CSI a Trevignano. Calcio di Serie D, De Cian al settimo cielo per la sua Dolomiti, il gruppo sta cercando una mentalità vincente. E ancora dallo sport, calcio femminile, Agostini e Cervo, passaporto per la fase finale a Tirrenia del torneo Calcio più 15. Basket promozione femminile, Valbelluna come una corazzata, non volevamo l'autogestione. Basket giovanile, Valbe Under 19 e Feltre Under 17 restano al primo posto, primo urrà del Valbe Under 13. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, in prevalenza coperto, al mattino diffuse precipitazioni con possibili locali rovesci nel corso del pomeriggio, tendenza di radamento delle precipitazioni a partire dalle zone orientali, con fenomeni che saranno più a carattere sparso in esaurimento dalla tarda serata. Limite della neve intorno ai 1600-1800 metri sulle Prealpi, 1400-1600 metri sulle Dolomiti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.